c'ho tanta confidenza, io infatti in faccia non... No, ti arriveremo. Mettiti giù, brava, terra, ok, e lei. Un bacetto, questo è il suo bacetto, un altro modo per poterti dare un bacio. Con il tuo cane in genere? No, non ce la faccio. Non ce la fai perché? Perché ha pelo lungo, mi dà fastidio. Invece il suo pelo come lo trovi? Più idea di pulizia per me. Molto Tu non vorresti rileccare? Ma ecco, al tatto come lo senti? La fastidio? No, non fare il peluche. Il peluche? Te non dà fastidio? No. Bravo. Cosa mi comunica lo sguardo, la postura? Che bello. Tenerezza, poi le piede un po', le piede. Madonna, gli occhi c'ha, sembrano... Tu pensi che ce l'avrai ancora per accarezzarla? Proverò. No, se te la senti. Io preferisco che magari tu ti avvicini alla cosa gradualmente. Se te la senti, si può provare. Eventualmente ti dà fastidio perché senti una sensazione di... Al tatto non so se mi dà fastidio. Possiamo provare con dei guanti se vuoi. No? Sento bene. Va bene. Te la posso far avvicinare a te? Comunque l'hai visto il disegno del pane ideale? Sì. Lui ci ha diverso solo le orecchie. Sì, infatti. Lei. Stai apposta però. Che ne dici? Anche se non la tocchi, poi comunque sia vedere tante cose di lei. Cosa esprime? Cosa Agli occhi la prima cosa che mi può, non sa. Sì. Ti stai conoscendo. Anche perché dice perché non mi tocca, come mai? Va bene. Ecco, va bene. Mi fai ancora una dura. Basta che non ti offendi. Non mi offendo, però magari la prossima volta se una ragazzina dai, vieni. Mettere nel centro della piedi qua. Ok, metti giù. Brava, terra, stai vedendo. Ok, vediamo il rumore adesso. Sicuramente pensate che lei adesso ci dovrà fare le mani che la accarezzano ovunque. Secondo me da un po' si sfascia. Mi faccio l'impressione che... Oh! Tutta la mattina si mette così perché la luce i miei e la mattina si mette così per farsi carezzare da bagno. Sì. Anche se non dà fastidio. Considerando tutti i personaggi che c'erano qui dentro qui, date anche l'ora delle panne, tutto si mette qualunque cosa. Il diario dobbiamo consegnare. Il diario lo consegnare alla fine. Ma non l'ho portato. No. Possiamo provare prima di finire magari quella che fa. Sì, Certo. Provare a carezzare. Andiamo vicino. Sono contenta. Mettiti giù. Brava. Non troppo vicino perché ancora devi prendere confidenza. Vedi come cerca. Me la dai? No, voglio una carezza. Che movimento. Vieni qui vicino. Brava. Invece c'è anche una funzione. A me dà molto fastidio. Ok, lei ci sta dicendo una cosa. Esatto, Sì. Quindi io vi ringrazio.
Vieni, bravo. Brother, vieni qua. Brother. Ok. Molto bravo. Vieni. Brava. Bravissima, sei venuta anche da me. Hai visto? Vedete? Vieni. Piccola. Jessie, andiamo. Eccoti. Quando vuoi, puoi fermare. Visto? Ferma. No. Seduta. Tanta. Ferma. Perché adesso magari qualcosa dovessero. Seduta, Jess. Scusa, niente, no. Però devo fare. Vai. Sì, vogliamola. Questa è la vicina di orecchie, la vedete bene. Vedete? Come sono sporchi, non Faccio scegliere. Intanto cambiamo il collare. Quando si lava le cose le metti per sporchi, no. Allora, questo è il nuovo e adesso vi faccio vedere che ci sono dei mostri di ciucci. Qui ce ne sono degli altri. Ognuno ha una sua forma, c'è la pietra, il sasso, la foglia, la libella, il diamante e Io penso che siamo tutti sulla ribelle. Sì, per quale motivo? È femminile. È femminile, quindi quella non che, è, cioè, quella che trovate più adatta a Greta, quindi siete tutti La libella. Ma perché vi piace più esteticamente o perché la trovate proprio più adatta a Greta? Cioè non ce l'hai il colore di cavallo. No, troppo Ce l'avete col diamante, che è molto femminile. Quello con cui non ce la vedete proprio? Foglia. La Lavoro il foglia. sasso. Il sasso. No, la foglia non è carina. No, è troppo grossa. Troppo grossa. Potete anche adesso. Sì, brava. Potete anche provarli tutti e vedere quello che vi sta meglio, perché magari un conto è vederli qui, un conto è vederli lì addosso. Sì, tanto c'è il moschettone, in realtà anche qua. Ok. Questa è la libellula. Sì. If you really want to, you can hear me say. Only if you want to, you can hide away. If you really want to, you can seize the day. Only if you want to, you can fly away.